Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Avviso subito i nostri fans che siamo collegati, altrimenti Pier Riccardo Di Girolamo si arrabbia come l'altra volta che mi ero dimenticata. Vado subito. Allora, mando una foto. Sì, qua ti ho mandato il messaggio. Ecco, e ho scattato la foto proprio dove siamo. Ho messo il cellulare praticamente appoggiato ad una specie di stampella che ho. Niente, così, perché non sapevo dove metterlo, però è un ottimo appoggio. Bene, bene. Dov'ero qua? È arrivata la carta nuova della banca, Francesca giù a ritirarla e non ci vuole il PIN nuovo in quanto non l'ho smarrita, è solo scaduta, quindi me lo devo mettere nel borsellino. Bene. Continuiamo con le canzoni di Maurizio Gastaldi. Un attimo che prendo anche la sedia, così mi siedo anch'io, ma non è per sedermi, è giusto perché così mi vedete, perché se sto in piedi non mi vedete. Bene, dicevo, questo brano è di Schubert e si intitola Ave Maria, ma il testo è di Maurizio Gastaldi. Ascoltiamola. Anche oggi non abbiamo il capostato, come a volte succede, può capitare, una volta, 2 volte all'anno. Maurizio suona lo stesso e io canterò lo stesso. Le tonalità non saranno le stesse, quindi chi è intenditore lo sa cosa sto dicendo, chi non se ne intende faccia finta di niente, ascolti la canzone. Mamma Santa, mamma del suo Signore, mamma Santa,
Maurizio Gastaldi. Ne approfittiamo di salutare chi c'è in linea, può scrivere e io lo saluto. Dunque, volevo dirvi di seguirci su Rivista Donna. Guardate, dovete andare su Google, fare così, ecco, Rivista Donna, digitare poi Rivista Donna. Io l'avevo già digitato, quindi mi è comparso subito. Entrate su Rivista Donna, vedete, Rivista Donna, ecco, Rivista Donna, ecco, siamo entrati su Rivista Donna. Scendete, guardate in primo piano chi c'è in primo piano. Veronica Pisano. Veronica Pisano, attenzione al cibo energia, attenzione al cibo energia. Poi cliccate sopra l'articolo, ecco, cliccate sopra il titolo, ecco, sta caricando e qui vi dà tutto l'articolo, un bellissimo articolo mi ha fatto Rivista Donna e la ringraziamo. Ringraziamo anche la redattrice, la K di Rivista Donna, la psicologa, la dottoressa Patrizia Floris. Seguiteci anche su Radio Bonaria, mi raccomando. Ma vorrei sapere, i commenti sono disattivati, come mai non si vedono i commenti? Perché ho fatto un'altra live per Maurizio l'altro giorno che si è esibito e si sono disattivati da solo i commenti, non si sa come, non si sa perché. Vorrei sapere se i commenti sono disattivati, non lo so. Comunque, noi continuiamo con questa live. Io sono completamente senza trucco come sempre alle live, perché a volte mi trucco, a volte no, non è obbligatorio visto che è il mio spettacolo. A proposito, quest'inverno, il 2 dicembre, non perdete, adesso l'orario non lo sappiamo bene perché manca ancora un po', però il 2 dicembre 2022 vi aspetto al Teatro Udinì, e ci sarà ospite il mago Alfredo Barrago, poi un nostro carissimo amico, l'ufologo Giorgio Avis. Approfittiamo adesso per salutare Marinella che sicuramente ci starà guardando, se non ci sta guardando in questo momento ci guarderà dopo, Pier Riccardo Di Girolamo, salutiamo anche Angela Melis, Fabrizio Lai, e adesso non mi viene in mente nessun altro. Francesca Melis, le due Melis, poi Elisabetta Liguori dalla Germania. E noi continuiamo con un altro brano, sempre di Maurizio Gastaldi, questa volta ha scritto anche la musica di questa canzone e si intitola Sarruga e Susoli. Questa canzone parla di bambini che giocano sotto il sole e ci sono tante storie che racconta, addirittura una donna che si innamora di un sacerdote, perché prima i bambini giocavano nelle strade di Cagliari, non so se anche nelle vostre città, se siete di altre città, prima i bambini giocavano nelle strade soleggiate dove batteva il sole, insomma. Sarruga, quindi Sarruga era la strada, e Susoli, del sole, la strada del sole. Bene, via Maurizio!
ricordo che non abbiamo il capotasto, il barré, come lo volete chiamare, quindi ora Maurizio mi sta facendo sentire la tonalità che dobbiamo. Sei pronto Maurizio? Brullate fauras con tus dedos, contendi, cantendi, giochendi, fastigendi. Ventana assoluta, ventana aperta, stiamo in giano neri, la unia di una besta. Gli s'arruga e su soli, gli s'arruga prospera, gli s'arruga e sa luce, girendi una voce. Gli s'arruga prospera, gli s'arruga e su soli, e girendi una voce, girendi a maestrali. Ci piano sabatteri, accanto a un busteri, ci piano bella femmina che vibra c'è sul breve. Con una tazza e vino, giochendo sciarandroni, a meri istruttori, a mangiare gli spandoni. In stari e hierro, trastimenti sta vita, trastimenti sta torti, arrendi sta morte. Pippiusa bugilenti, femmina sfugilenti, iscupasa brucenti, strugiaron ciucalententi. Arruga se facci, talenti se scolo, in s'arruga su sole a buono tesoro. In s'arruga su soli, in s'arruga prospera, in s'arruga sa luce, girendi una voce. In s'arruga prospera, in s'arruga su cuore, e girendi una voce a buono tesoro. In un bacio antico mare di oro. S'arruga in questo non testa si arruga produto. Animas bolas, animas vergas, utigan grandis estelas. In s'arruga e su soli, in s'arruga prosbella, in s'arruga e sa luce, girendi una voce. In s'arruga prosbella, in s'arruga su coro, e girendi una voce a buono tesoro. In un bacio antico mare di oro. Che anche se era in un'altra tonalità rispetto all'originale è uscita molto molto bene, ma anche le altre, anche l'altra che abbiamo fatto. Ora, prima di presentarvi il prossimo brano che sarà S'anniversario, vado a vedere il cellulare se mi ha scritto Pier Riccardo Di Girolamo, nostro fans, che mi risponde al cellulare. Ecco, no, è arrivato un messaggio di lavoro che ho risposto. Bene, vi ricordo di seguirci anche su Radio Bonaria, che presto presenteremo una nuova trasmissione anche su Radio Bonaria col mitico giornalista Silvio Cherchi. Io vorrei sapere se la chat è bloccata, se potete scrivere, perché vedo che nessuno scrive, perché io non l'ho bloccato, però a volte i comandi si... Vediamo un attimo. Ah, sì, hanno scritto, sì, si può scrivere. Si vede sfoccato, si sente male. No, quello non si sente male. Non si sente male che c'è l'acquario, Sì.
si sente l'acqua, ma va benissimo come... Questa è una live, non è che si debba sentire, dipende da che cellulare avete. Se avete un cellulare, capito? Un cellulare, se avete un iPhone, allora si sente bene. Se purtroppo avete un cellulare che non è iPhone, non si sente bene. Oppure c'è Pier Riccardo Di Girolamo che ha proprio il televisore, lui ci vede in grande schermo, grandi casse, e allora si sente benissimo. Ma non dipende da noi, perché da me l'audio è perfetto, con l'iPhone è perfetto, quindi non rompete le scatole. Oh, ora vi presento una canzone molto bella, si intitola... Ah no, prima voglio ringraziarvi perché ci sono tanti nuovi iscritti, siamo arrivati a 15.000 iscritti, 15.000 iscritti e sono veramente tanti, sono contenta. Vorrei ringraziarvi uno per uno, ma non è possibile. Comunque scrivete nei commenti, poi vi leggerò e vi risponderò piano piano. Dicevo, vi presento questa bellissima canzone che si intitola S'anniversario. L'anniversario è questa canzone è stata scritta prima in italiano da una poetessa italiana, scusa Maurizio, da una poetessa sarda conosciuta a livello internazionale, che si chiama Miriam Scasseggio, che fa anche la pittrice, la scultrice, e ne approfitto anche ora per farvi vedere alcuni dei suoi quadri. Sono tutti in vendita perché lei ha 95 anni. Lei ha 95 anni e non se ne fa più niente di questi quadri che vanno guardati da lontano. Ecco, la sua particolarità è proprio, non so se vedete il quadro, questo è uno, ve ne faccio vedere un paio. Quindi lei, oltre a scrivere poesie della sua vita, ha scritto anche racconti, poesie, guardate che bello anche questo, guardate che meraviglia, averlo a casa questo quadro, sono quadri meravigliosi. Per chi volesse sapere qualche prezzo è invitato a mandarmi un messaggio su WhatsApp, non so se si vede, ecco, un messaggio su WhatsApp al numero 346 8473 005, lo ripeto, 346 8473 005, sarete ricontattati. Comunque ce ne sono veramente tanti, anzi adesso vi porto un po' lì e ve li faccio vedere. Siamo pieni zeppi di quadri, ma non ce ne sono solo qui, ce ne sono un po' da tutte le parti, sono tutti in vendita, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Non ci sono solo questi, ma ci sono anche alcune sculture, guardate, c'è questa, ma ce ne sono anche altre lì su, più piccoline. Se mi mandate un messaggio su WhatsApp al 346 8473 005, io risponderò alle vostre domande se siete interessati a questi quadri e alle sculture, a vederle, insomma. Ce n'è una anche lì, va bene. Poi dicevo, vediamo se riesco, ecco, il curriculum della pittrice, scultrice e poetessa, ve lo metto adesso nel link, allora, perché l'ho intervistata, Veronica Pisano, eccola qua.
lei ha esposto in tutto il mondo. Ecco, ho copiato il link, adesso ve lo metto nella chat, Ecco, in chat ho condiviso proprio il link con l'intervista a Miriam Scasseddu, dove dico anche il suo curriculum, lo leggo insomma, perché adesso sinceramente non ricordo esattamente, ha esposto a Zurigo, a Düsseldorf, in Spagna, da tutte le parti, insomma, Parigi, da tutte le parti. È un artista tutto tondo a livello internazionale e considerate che prima spostarsi era più difficile perché lei ha 95 anni e stiamo parlando di anni passati quando essere artisti di fama internazionale era molto molto più difficile, non esisteva internet, non esisteva, l'aereo costava non lo so, molto, ma continuiamo, quindi questa è una sua poesia in italiano, tradotta in russo da Maurizio, in sardo da Maurizio. Il russo Maurizio non lo conosce ancora, per il momento non lo conosce. Tradotta in sardo da Maurizio Gastaldi e musicata da Maurizio Gastaldi. Sentiamola. Ricordo che non abbiamo il capotasto, quindi la tonalità è diversa perché questa doveva essere capotasto al 3, invece senza capotasto quindi uscirà un po' bassa, ma non ci importa, l'importante è sentire la melodia, la canzone. Bene, bene. Genues lágrimas mías, lágrimas frara y de desesperara, ya no escapo a su coro, sus minutos de sudor. Vieron un mano dolor. Que os olhos meus não forem a misurar, que os olhos meus não forem a perdonar. Isso é de mar no anai. Sube tu meu mar me aguantar. Do not mention one night. Sube tu meu não deixar aguantar. Poeta tonto se ne anda de lei a barrar a gente sus croci. Uguale a una robo dell'inna, una branda, uguale a una vita. Cau e senza anima, si cau e senza anima, si cau e senza anima, si cau, si cau, no era ancora più su, si cau. Che cambiando tonalità è un po'. Allora rifacciamo, siccome queste sono prove, chiedo a Maurizio di ripetermi da poeta tu si di andare, perché la tonalità è completamente diversa, mi sto adattando perché non abbiamo il capotasto. Rifacciamo questo pezzettino. Poeta tu si di andate a barrare a scetti sus croci.
cavo e senza anima, si cavo e senza anima, si cavo e senza anima. Su vento a rientri vari polari, mi porta a te su mi vari polari, non tengo cruscana, dolcetti sonai, non tengo cruscana, con su vento mendio lo andai, con su vento mendio lo andai, con su vento dolcetti sonai, con su vento de un pollo d'orrai. 3 años ahora, canjemos lágrimas mías. Benissimo, benissimo. Questa non la facevo da molto, in più cambiando tonalità sarebbe andata liscissima se non avessimo cambiato tonalità. Oh, ed ora un altro brano nuovo. Vi ricordo che probabilmente il prossimo mese su Rivista Donna si ricorderà un singolo bellissimo che è l'anniversario di una canzone, scusate, di una canzone che abbiamo fatto per il Cagliari, un inno al Cagliari, non del Cagliari, non è l'inno ufficiale, però una canzone per il Cagliari, la squadra di calcio, da tifosi, abbiamo scritto questa bellissima canzone, Inno al Cagliari Forza Gasteddu, una bellissima canzone del 2016, tra il 2016 e il 2017 l'avevamo prodotta. Non la facciamo adesso, però tra qualche giorno, quando ci rivedremo, mi sa che la inseriremo, così ve la faremo sentire anche dal vivo. E Rivista Donna ricorderà questo bellissimo evento, mi pare di aver venduto 3.000 copie di questo CD, in più si trova anche su YouTube il video, che non è eccezionale, dovremmo rifarlo, vorrei fare anche un video ufficiale di questo, adesso che ho il canale un po' più arricchito vorrei fare un video come si deve. Mettete un like a questo video se vi piace, iscrivetevi al mio canale, a tutti i miei canali YouTube, ma soprattutto a questo, ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità, anche al canale YouTube di Maurizio Gastaldi, c'è scritto proprio Maurizio Gastaldi. E ora veniamo ad un'altra canzone scritta da Maurizio Gastaldi, intitolata Papa Francesco, un brano dedicata al Papa attuale, Papa Francesco, scritta da Maurizio Gastaldi interamente. Bene, questa doveva essere al capotasto 2, invece Maurizio non utilizzerà il capotasto. Parlo agli intenditori, chi non se ne intende se ne frega. È una canzone, questa è una canzone in italiano per tutti, per Papa Francesco. Sei arrivato da molto lontano, sei arrivato dalla fine del mondo, una borsa in mano, ti accompagna
sera. 100.000 braccia s'alzano in cielo, nei tuoi occhi una lacrima, un velo, un raggio di luce, pace e semplicità. Sì, sei proprio come uno di noi, non potrei cadere mai, saremo sempre qui con te. Dai, dai, che forza Francesco, vai, con tutta la forza che puoi, vai avanti e non fermarti mai. In quella via Cruci sta solo, di bianco vestito portavi, luce del mondo e piange l'umanità. Ora il cielo ti starà a guardare, la terra ti starà a sentire, quando all'angelo dici pregate per me. Sì, sei proprio come uno di noi, non potrei cadere mai, saremo sempre qui con te. Dai, dai, dai forza Francesco, vai, con tutta la forza che puoi, vai avanti e non fermarti mai. Grazie Maurizio Gastaldi, grazie a Maurizio Gastaldi per questa bellissima interpretazione, per aver scritto questo bellissimo testo e questa bellissima musica. Ed ora continuiamo. Ecco, vi avevo detto che non l'avrei fatta Forza Gasteddu, ma invece la faccio. Inno al Cagliari, Forza Gasteddu, perché mi è capitata adesso sotto gli occhi, quindi l'ho presentata poc'anzi e ve la canto, ve la suoniamo. Vi ricordo un brano sempre scritto interamente da Maurizio Gastaldi, Inno al Cagliari, Forza Gasteddu. Beh Maurizio, di cui parlerà Rivista Donna, penso il prossimo mese, per l'anniversario di questa bellissima canzone che ha riscontrato un grosso successo su YouTube, ma è giusto ricordarla perché è bellissima e faremo anche un video ufficiale, anche se c'è già, lo rinnoviamo perché sappiamo fare di meglio. Forza Gasteddu de Subaru, il Subaru is quattro morus, su stude tuara vorrai. Arziante sbocis, arzianta gelo, il sugelo de Gasteddu, il sugelo antabolare. Forza Gasteddu si arziam sedu e Gasteddu zuzu amari debitano a stampagi de Santa Renera a Santeria venturantaris banderas sciarpas su banderoni. Forza Gasteddu de Subaru, il Subaru is quattro morus. Continua a cantare. Questa canzone la cantano allo stadio! Canta! Canta Maurizio! La ricordo. Arzian
gelo, in su gelo de Castello, in su gelo antagonai. La cantano allo stadio questa bellissima canzone. Secondo pezzo adesso, che uso vestito. Cantatela anche voi. Salutiamo anche Milena che va sempre allo stadio e canta questa bellissima canzone. Ce l'ho registrata su YouTube, Milena, la grande tifosa di calcio che canta questa canzone proprio anche allo stadio, Eu uso vestiu sul re de Sardegna, de uso vestiu posa vesta. E 100.000 abbraccios in alto si canta senza sano testa. Bertulantari sbandelas, sciarpasa su bandieroni. Tutti insieme adesso, siete pronti? Forza, la servu del Sugoru, il Sugoru, il quattro morus, su scudetto aradorai. Arziante, scocisarti, antagelu, il sugelu de Castello, il sugelu antavolai. Saliamo. Porta Castello del Sugoru, il quattro morus, su scudetto aradorai. Anziante sbocisarti antagelu, il sugelu de Castello, il sugelu antavolai. Continuiamola tutti insieme, forza Castello, ripetetela insieme a me. Quindi siamo saliti ancora, vai Maurizio. Forza Castello del Sugoru, il Sugoru, il quattro morus, su scudetto aradorai. Anziante scucisarti antagelo, il sugelo de Castello, il sugelo antavolai. Ora di nuovo Maurizio sta zitto, fermo con la chitarra e noi la cantiamo senza musica come se fossimo allo stadio, via! Forza Castello del Sugoru, il quattro morus, su scudetto aradorai. Arzianta e spocisarti antagelu, il sugelu de Castello, il sugelo antabolai. Ok, l'ho fatta anche più bassa perché non avevo il capotasto, però l'abbiamo fatta più bassa anche per chi è uomo, per chi è donna e ha una tonalità più bassa e gli è venuto meglio cantarla così. Bene, continuiamo con un altro brano scritto sempre da Maurizio Gastaldi che si intitola Omini allenu. Omini allenu. Cosa significa Maurizio Omini allenu? Diciamolo ai nostri telespettatori. Omini allenu dice Maurizio che si chiama uomo, che significa uomo estraneo. Ecco, cosa vuol dire questa canzone Maurizio? Spiegaci. Com'era? Sadie scurite. Ah, è una metafora, un alleno, è una... Sì. Spiegaci che cosa avviciniamo. Spiega. Sadie scurite comie, Sì, manco sì. un angelo. Prima
di tutto, Maurizio, in che dialetto è stata scritta? In vari dialetti? No, capitanese con qualche citazione locutoria. Ecco, è molto No, interessante. questa l'avevo scritta in tutte le locutorie. Sì, era un miscuglio, era, sì. Ecco, di cosa parla? Spiegaci, Maurizio. Di un problema familiare, mi sa. Di una donna famiglia che è che sta andando allo sposata sfascio per colpa del problema del marito che aveva problemi di alcol, di alcolismo. Non mi ricordo cosa fosse scritto, comunque è quello il senso. Il senso era quello, sì. Ecco, questa canzone è un po' triste perché parla di un uomo che beveva alcol. No, non è proprio così, è quella era, non è specificato. Che aveva qualche problema. Che aveva problemi con l'alcol. Che stava rovinando la famiglia. Ecco, e litigava con la moglie, insomma, una famiglia un po' così. E qui spiega un po'. Allora, ascoltiamo questa bellissima canzone. Uomini all'ENU. Sadie, scuri che le brumie, manco un angelo in cielo, chi m'ascolta il moi, e provendi lágrimas mías, o gusta malattia, Serio sempre sporchi, chi ma giuri un santo, chi ma... Allora, la facciamo un attimo, la ripetiamo adesso, date all'inizio, vorrei il volume più basso, No, meglio. troppo forte, perché non mi sento la voce. A proposito di voce, fermo un attimo Maurizio, voglio invitare le persone a contattare Rivista Donna per le lezioni di canto sardo. Io sarò la docente insieme a Maurizio Gastaldi. Comunque potete sempre contattarmi al cellulare, vi metterò in contatto con il laboratorio artistico di Rivista Donna. E ci sono varie classi, adesso non ricordo, i bonghetti, di bonghetto per imparare a suonare il bonghetto col maestro Marco Soggiu, la chitarra col maestro Maurizio Gastaldi, canto sardo con la maestra sottoscritta Veronica Pisano e Maurizio Gastaldi alla chitarra. Poi per quanto mi riguarda i miei allievi, a fine anno potranno esibirsi nel mio canale YouTube Veronica Pisano, che è abbastanza numeroso, e non solo, forse anche al Teatro Udini in qualità di ospiti. Ma ora continuiamo con questo bellissimo brano, lo riprendiamo da capo con un volume un po' più basso di chitarra, perché altrimenti non riesco altrimenti devo gridare anche io, altrimenti esce tutto gridato, tutto forte. A me le cose forti, troppo forti non ci vuole un po' di dinamica, forte e piano. Sadie, scuri che di brumie, manco un angelo in cielo, chi m'ascoltare muore, e di
lágrimas mías, con gusta malattia. Serio sempre sporti, chi maggiori unos danno agumpati sa sorti, agumpati sa morti, de su coro, de sa metà di via. Una solo. Essa notte arriverà, essa anima canterà, e sopra un tre cadenti, su vizzine rienti, essa luce torrare in saia, essa anima zergerà, e su bombo di castità, e su goro i gallenti, savage e torrenti, sempre in domo mia. Sardie, siamo luenti bromie, vi un angelo in cielo, chi m'ascoltare moi, e su soli dorrà, in questa domo mia. Questa notte arriverà, e st'anima canterà, e sopra un tratto ardenti, su vizzine rienti, e sta luce tornare in saia, e st'anima zergerà, e su bombo di castità, e su goro i gallenti, e savage e torrenti, sempre in domo mia, in domo mia. Ecco. Anche Gigi vuole essere il protagonista. Ecco, durante le mie lezioni insegnerò proprio a cantare in sardo anche con l'impostazione, Gigi stai zitto, anche con l'impostazione un po' lirica, perché io ho inventato un nuovo modo di cantare in sardo, che non è sempre il solito tradizionale, ma mischio sia il canto moderno che ho studiato e il canto lirico, fusi insieme formano il canto sardo alla Veronica Pisano, cantante folk sarda. Bene, bene. Ed ora vi ricordo il numero di telefono per chi volesse, mi sa che posti ce ne sono ancora pochi, comunque vi do il mio numero per contattarmi su WhatsApp al numero 346 8473 005, lo ripeto 346 8473 005,
per contattarmi su WhatsApp per le lezioni di canto per la classe al laboratorio artistico di rivista al laboratorio artistico di rivista Donna a Monserrato. Bene, ed ora un altro brano, siamo a 52 minuti di live, come vola il tempo, come vola. Oggi voglio fare un'ora, quindi un altro brano, 1 o 2 brani e poi chiudiamo questa live. Bene, un altro brano, prima vi dicevo, vi raccontavo proprio della pittrice, scultrice, poetessa Miriam Scasseddu, di fama internazionale, un'artista sarda, che recentemente, tra l'altro quest'anno, ha ricevuto anche una laurea ad honorem, che ho ricevuto anch'io tra l'altro, e sono molto contenta. Bene, un'altra canzone scritta proprio da lei in italiano, una Gigi, una canzone, una poesia scritta da Miriam Scasseddu in italiano, tradotta in sardo da Maurizio Gastaldi e musicata da Maurizio Gastaldi. Tremanta argomenti un'ugrori azuta di una volla, scritta da Maurizio Gastaldi e Miriam Scasseddu. Vi faccio vedere prima, però vi faccio vedere, guardate che bello. Questa è una delle sue sculture che ormai non fa più da tanti anni. Questa è una meraviglia sarda, Questa è una scultura. Di questa so anche il prezzo, 600 euro. Questa 600 euro, vi ricordo che non ce ne sono in giro di queste. Della scultrice Miriam Scasseddu, questa 600 euro. Ed è anche poco, molto poco, guardate che meraviglia. Questa scultura 600 euro. Se siete interessati a questa scultura, mandatemi un messaggio su WhatsApp al numero 346 8473 005. È in vendita questa bellissima scultura, guardate, è perfetta, della scrittrice, poetessa, scultrice Miriam Scasseddu di 95 anni. Sta vendendo le sue cose perché è anziana, è molto anziana e non le interessa più tenerle, insomma, e quindi le sta praticamente regalando. Il prezzo di questo busto è di 600 euro, 600 euro, non trattabili perché è un prezzo abbastanza basso. Ok? Bene, continuiamo con il brano. Tremanta come di uno grui, azuta di una bolla che sicuramente è senza capotasto, fin dall'origine, perché non c'è scritto niente, quindi qui andiamo sul sicuro. Mettetevi un like al video se vi piace, iscrivetevi ai nostri canali YouTube Veronica Pisano, scritto Gigilito, e al canale di Maurizio Gastaldi. Vai Maurizio. Salutiamo anche Maria Fulgheri, Monica della farmacia erboristeria di piazza di via Dante, di piazza San Benedetto. Amore una arena de acqua su terra, un tratesare corto, un de messa guerra, ti scusa tua spazzinara da in salone, si muoviamo argomenti,
Тебе старую медиаги рай, Смувям аргументи ci dia starую medиаги рай. Tremasta come un flore sotto una voglia, tremasta come un flore. Allora, non ce la ricordiamo, la facciamo la prossima volta. Passiamo ad un altro brano. Maurizio, e poi chiudiamo questa live. Allora, io direi di concludere con una canzone tradizionale sarda, un brano tradizionale sardo. Non posso riposare, però ve la canto in russo per tutti i russi, oppure per chi parla il russo. Ecco, e ricordo alle persone che magari hanno sempre ignorato questa cosa, il russo non viene parlato solo in Russia o in Ucraina, il russo viene parlato anche da altre persone, o chi ha studiato il russo e non conosce altre lingue e si destreggia parlando il russo per farsi capire, oppure ci sono altre nazioni che parlano il russo e non sono né russi né ucraini. Quindi sturatevi bene le orecchie, ecco, è così. Quindi non è che stia cantando per i russi o per gli ucraini, non sto cantando per chi conosce il russo, oppure per chi non conosce il russo e gli interessa la canzone tradotta in russo. Se non vi interessa, ve ne andate da un'altra parte e non rompete le scatole. Oh, quindi non posso riposare tradotta in russo. Per chi volesse anche il testo, glielo do volentieri. Mi contatti sempre al solito numero 346 84 73005 e io vi manderò il testo così potrete cantarlo pure voi. Niet pakoya u меня, non posso riposare, tradotta in lingua russa. Vai Maurizio! Моя, нет покоя у меня, мысли о тебе всю время, каждый миг душа моя, солнце мое родное, ты грустить не смей, о чем не беспокойся, ни о чем не сожалей. Я клянусь сердечно, тебя желаю я, ты желана мной навечно, я люблю тебя. Если бы я мог, родная, облик ангела принять, краль бы с неба звезд, чтобы миры тебе создать. Я клянусь сердечно, тебя желаю я, ты желана мной навечно, я люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я, ты желана мной навечно, я люблю тебя. Без тебя жизнь угасает, горько колется в груди, ведь природы не ласкает, если нет моей любви.
mi duszą ja. Ja klянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно. Я люблю, люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно. Я люблю, люблю тебя. Ecco, infatti ai miei allievi insegno proprio a fare queste note ancora più acute, di salire di qualche ottava più su, per mischiare un po' la lirica al canto sardo e al canto moderno. Bene, bene. Cosa che non ha mai fatto nessuno, Bene. Abbiamo superato i 60 minuti, noi vi diamo appuntamento al prossimo video, vi salutiamo, anche Gigi e Billy vi salutano, guardate Billy vi saluta, Gigi saluta, vieni a salutare, vieni Gigi, vieni a mamma, vieni qui a mamma, vieni a salutare. E noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ciao a tutti.